Il Comune di Agrigento parteciperà al programma innovativo nazionale per la qualità dell'abitare, meglio conosciuto come PINQUA, che prevede possibilità di intervento. Per questo programma, cui saranno assegnate delle risorse finanziarie per interventi pubblici, Agrigento ha scelto di presentare una proposta con ambito di intervento nei rioni Rabatello, Santa Croce e le aree vicine, caratterizzate da abbandono, da disagio abitativo. La proposta prevederà tra l'altro l'attivazione di finanziamenti pubblici e privati, il coinvolgimento di operatori privati anche del terzo settore, la previsione di misure e di modelli innovativi di gestione, inclusione totale, welfare urbano, processi partecipativi finalizzati all'autocostruzione, insomma soluzioni idonevoli per la rigenerazione del tessuto socio-economico del nostro territorio. Riprendendo il tessuto urbanistico originale e nello stesso tempo, secondo sempre le indicazioni del decreto di cui vi ho dato copia, riprendere tutte quelle attività commerciali, turistiche, di piccolo artigianato, perché prima era così, diciamo, composta l'area, per riqualificarlo da un lato e ridarlo alla città. Ovviamente gli alloggi diciamo, che si verranno a realizzare saranno tutti alloggi da dare poi a canone sostenibile, ovviamente, perché il Comune non ci può speculare. Si parlava pure della riqualificazione di Parco Icori. Parco Icori è la parte sottostante. Questa è una fetta di città che purtroppo io userei un termine di malata, nel senso che è stata fatta questa bellissima opera che dà a uno scenario spettacolare, però è abbandonata, hanno già rubato addirittura i tombini, i cavi di rame, c'è stato uno scempio. Questa è un'altra opera interessante proprio per ricucire questa parte di territorio, di tessuto, che è bellissima. Finalmente qualcosa di concreto sta venendo fuori. Ecco quindi l'avviso di partecipazione che il Ministero ci dà la possibilità di poter portare avanti. Sono dei progetti, come ha detto poco fa l'architetto Greco, come hanno detto poco fa i miei due assessori, Costanza e tutto il mondo. C'è la possibilità di una riqualificazione di quel famoso centro storico di cui noi tutti dobbiamo essere orgogliosi di avere, perché il quartiere del nostro centro storico, se riqualificato, se verrà migliorato come qualità di vita, naturalmente sarà un fiore all'occhiello alla nostra città e naturalmente un fulcro principale per il turismo e per l'economia della stessa città. L'architetto Greco parlava anche di altre iniziative, è vero. Io non sono avvezzo a comunicare, io non riesco a stare sui social perché il tempo che voglio dedicare al mio operato è quello più costruttivo e alla mia città. E vedete la scrivania pienissima di carte, perché voglio avere io la contezza di quello che sta succedendo sia nel Palazzo di Città ma nell'intera cittadina agrigentina. Naturalmente il lavoro è immane, però ripeto, non l'ho comunicato e non sono avvezzo a comunicarlo, ma non è soltanto questo argomento, questo settore, questa parte del nostro centro storico. Già i due assessori, anche l'architetto Greco, hanno parlato di tante altre iniziative. Parliamo del Parco Icori che già dall'indomani del nostro insediamento abbiamo iniziato a lavorarci su, e oltre all'avviso di cui parlava l'assessore di tutto il mondo, abbiamo anche tante altre iniziative da parte di multinazionali che sono interessate alla nostra città. Noi siamo visti da lontano con un interesse particolare. Lo sguardo delle multinazionali su Agrigento è puntato, è interessante, perché loro vedono in noi un potenziale turistico e economico immenso. Dobbiamo essere bravi noi ad accogliere le richieste, a farle nostre e poi a scegliere il miglior offerente. Lo stesso stiamo parlando, non ne volevo parlare ma è uscito fuori l'argomento. Il Villaggio Mosè per me è una piaga, è stato il mio cavallo di battaglia durante la campagna elettorale. Il Villaggio Mosè va riqualificato. Ebbene, anche lì ci stiamo mettendo male, scusate l'io, perché siamo noi che stiamo lavorando, la cabina di regia è vero la sto dirigendo io, ma sono i miei attori che stanno lavorando per me. Lavoriamo tutti assieme e l'ho ripetuto una volta, lo ripeto anche ora, non c'è un assessorato a tenuta stagna, sono tutti assessorati che tra di loro collaborano, l'uno fa qualcosa per l'altro e viceversa, e grazie a questo stiamo riuscendo ad andare avanti.